Prende la parola il dottor Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto. Grazie. Signor Presidente, benvenuto. E devo dire che la sua presenza dà tono e valore a questa inaugurazione, no, della Padova Città del Volontariato, Padova Capitale Europea del Volontariato. Mi permetta però di chiedere un grande applauso per questa orchestra e questi ragazzi e il coro. Grazie. Saluto tutte le istituzioni religiose, politiche, militari, ma un particolare abbraccio alle volontarie e ai volontari presenti questa mattina qui. Grazie. Sa, Presidente, non è facile intervenire, però poi quando tu vedi i dati e il grande lavoro che fanno questi veneti, capisci che non è un caso, e lo diceva prima il sindaco Giordani, che questa comunità diventa capitale europea del volontariato. E se poi vedi da vicino questi dati ti accorgi che in Veneto sono 2500 le organizzazioni che fanno volontariato, sono 1500 le realtà che si occupano di sociale, ma in tutto questo contesto, se andassimo a contare il lavoro silenzioso che tutti questi signori e signore fanno, noi sappiamo che abbiamo più di 30.000 realtà associative e che coinvolgono un veneto su 5. 900.000 veneti quotidianamente dedicano il loro tempo libero alla comunità. Le dirò che, con un po' di orgoglio, le dirò che abbiamo anche dei primati. Pensi solo che da questa comunità veneta partono dei missionari e noi siamo la prima comunità al mondo per numero di missionari, ne abbiamo quasi 3.500 in giro per il mondo, nei 5 continenti. E non è un caso, lo citava prima il sindaco Giordani, che noi siamo anche la comunità, molti veneti non lo sanno, che ha dato vita alla prima ONG. Medici con l'Africa, QAM. Eccolo là, Don Dante. Ciao, Don Dante. Nata da un'intuizione del professor Canova, Francesco Canova, magistralmente promossa, seguita dalla diocesi di Padova e con un grande timoniere, Don Dante, questo poco ma sicuro. Loro si occupano, io voglio ricordare solo 2 progetti per dare una dimensione di quale sia l'impegno e delle migliaia di persone che gravitano attorno a questo progetto. Mortalità da parto in Africa subsahariana e quindi salvare le donne che muoiono inevitabilmente di parto, la mortalità di parto è importante in quelle zone, e poi hanno dato vita in Sierra Leone al primo sistema di emergenza e urgenza che esiste in Africa, e quindi hanno il loro 118 in Sierra Leone. Bravi. E poi, signor Presidente, molto velocemente il credito cooperativo nasce qui in Veneto, e poi le scuole per l'infanzia, mi lasci ricordare le scuole per l'infanzia, 2 bambini su 5 in Veneto vanno presso le scuole paritarie per l'infanzia e sono circa 1900 scuole coinvolte e sono 90.000 bambini. Perché glielo dico? Perché questa è una forma di volontariato che coinvolge famiglie, volontari, parrocchie, ma la tragedia sa qual è? Che questi 90.000 bambini, se non avessero queste scuole paritarie, non avrebbero una scuola pubblica. E quindi quotidianamente anche qui un apporto di volontari che fanno risparmiare allo Stato, diciamolo, ogni anno oltre 200 milioni di euro, perché non esistono gli edifici per questi 90.000 bambini, non esistono le strutture, ma non esistono neanche i formatori e coloro che potrebbero accudire a questi 90.000 bambini. Questa è una prerogativa tutta veneta e che nasce dall'800. E infine siamo capitale del volontariato perché abbiamo 25.000 scout, 800 cooperative sociali, abbiamo pensi 180.000 persone che donano il sangue.
C'è qualche donatore di sangue qui. A me piace ricordare questi dati, Presidente, perché penso sia l'occasione davanti al Presidente della Repubblica che questi volontari abbiano assolutamente l'onore di essere ricordati. Vorrei ricordarli tutti, però posso infine ricordare quello che si fa per i disabili, ad esempio, no? Lei ha salutato prima delle persone diversamente abili e dico che noi siamo la prima comunità per l'inserimento lavorativo di questi disabili, ma siamo anche coloro che possono vantare 370 strutture per i non autosufficienti, dando ospitalità e cura a quasi 50.000 persone in giro per il Veneto. Chiudo ricordando una forma di volontariato che lei conosce bene, che è quella delle istituzioni. Io ho sempre preoccupazione che una grande veneta venga dimenticata. E parlo di una veneta che ha fatto volontariato nelle istituzioni, ha fatto grandi cose, ma ha fatto una cosa strepitosa che noi la ricordiamo sempre con piacere, perché quel 23 dicembre del 1978 una grande veneta, Tina Anselmi, ha dato vita al Sistema Sanitario Nazionale. E questa è tutta roba veneta. Guardi, signor Presidente, per noi questo è il DNA, sono i tratti somatici di questa comunità, il volontariato. Una persona ogni 5 fa volontariato. Quasi 1 milione di veneti, glielo dicevo prima, su 5 milioni fa volontariato. Tu dedichi il tuo tempo libero. Io direi che quotidianamente c'è qualcuno che si sostituisce alla mancanza delle istituzioni, perché poi questa è la verità. Però voglio anche dire che questi tratti somatici vengono da una radice cristiana che noi abbiamo, no? La solidarietà, la compassione. Però me lo lasci anche dire, anche l'autonomia e la sussidiarietà, quella che lei ha definito un valore costituzionale e che ha detto che è un vero elemento di unità nazionale. E penso che questi siano i valori che hanno i nostri volontari: avere il problema e autonomamente risolverlo. Questo è il nostro DNA, è una mobilitazione che parte dal basso. E direi che anche questo filo conduttore che ci unisce ci fa sentire più comunità. Se dovessimo farne una sintesi, potremmo dire, no? Si dice spesso, fa più rumore una pianta che cade di una foresta che cresce. Ecco, il volontariato è la foresta che cresce. Grazie.